Ultima giornata del campionato di Serie A, il Bitonto e la Roma si scontrano in quello che è il big match di questo turno. Ancora Brunegna, buono l'1-2 con Grieco. Brunegna, troppo corto il passaggio, riesce a recuperare Torma. Nicoletti dall'altra parte, poi Brunegna, l'assist per Grieco! Alessia Grieco, 1-0 Bitonto. Causa, poi sbaglia Sessari di prima di Vincenzo. Praticò, sbaglia Ghilardi. Torma, sbaglia Torma e la Roma pareggia con Praticò. Sbaglia ancora Bitonto, poi il tiro di Cortés. Il pallone cenese, riparte Brunegna col mancino. Brunegna, Sessari si difende bene con i piedi. Poi Vanelli, Nicoletti, buono il pallone per Grieco col mancino. Occasionissima per Grieco che ora ci riprova ancora su quel palo. Ora Bitonto, Brunegna per Nicoletti, ha spazio Nicoletti! Che risposta di Anna Carolina Sestari! Finisce il primo tempo. Bitonto 1, Roma 1. Ghilardi, Nicoletti e Grieco che ora aggancia il pallone! Ancora lei, ancora Alessia Grieco, 2-1. Palla per Narcisi, duello con Grieco, Narcisi lo vince, ancora Narcisi, va giù il fallo di Nicoletti, calcio di rigore per la Roma. Parte Bertè, calcio a Bertè, 2-2, subito il pareggio della Roma con Bertè Adrieli, tiro potente angolato. E la Roma la riacciuffa. Villa Torma con le mani va da Grieco, assist perfetto, la traversa di Grieco, poteva essere un gol meraviglioso. Supera Grieco, Praticò, chiude bene Cenedese. Buono il passaggio per Brunegna. Si coordina Ghilardi, la corsa tra Neroni e Ghilardi, intervento di Ghilardi che trattiene per i capelli Neroni, lanciata a rete. Prova con l'uomo in più a sfondare le linee del nero del Bitonto. C'è Cobelli, ancora Vanelli, dentro il pallone e arriva il gol di Bertè. Doppietta per Adrieli Bertè dopo il rigore, il 3-2. Calcia Vanelli, la risposta di Torma. Di Vincenzo, Brunegna non trova la porta. Calcia Brunegna, il pallone rimane lì, poi Di Vincenzo. La Roma espugna Giovinazzo, vince in casa del Bitonto 3-2.